Sofia della Stella di Comacchio. Sono a Comacchio. Questa zona è un trionfo ingegneristico di controllo delle acque. Regolare le acque del fiume Po era un sapere di queste popolazioni che vivevano sul delta. Ma perché fare tutto questo lavoro, tutta questa fatica? La risposta è utilizzare al meglio le acque del Po, che al tempo attraversava la pianura padana come una vera e propria autostrada d'acqua, utilizzata per scambi e commerci. Il Po lo risali. Lo risali e poi... Lo risali, ma lungo il Po hai diversi insediamenti. Incontri già in antico diverse culture, come accade oggi. Il Po era navigabile e da lì, grazie al Po, poi con queste culture vai oltre le Alpi, vai nel centro Europa, nel nord Europa. Certo. E quindi è la via di penetrazione perché ci sia questo incontro di culture. Oggi si cerca di raggiungere la cosiddetta globalizzazione, l'Europa unita. C'era già! Questo era già successo ed era successo con maggiore Certo, efficienza nell'antichità. E ancora ci si incontra qui con questi turisti ciclisti che hanno scelto Comacchio proprio per la sua particolarità. Arrivare a Comacchio in bicicletta è bellissimo, no? Comacchio poteva essere Venezia in realtà, ecco, invece no, perché? Adesso ce lo spiega l'archeologo. Perché la situazione del territorio è leggermente diversa, perché negli anni le due città si sono fatte un po' la guerra tra di loro. A chi doveva comandare il territorio. Comacchio nasce proprio perché c'è il Po, così come erano nati altri centri più in età più antica, che erano Spina, l'antica Spina, la città degli Etruschi. La città di Spina, nata intorno alla fine del VI secolo a.C., era un importante porto etrusco. Una vera e propria potenza commerciale che dominava tutto l'Adriatico. Per la sua posizione strategica poteva effettuare scambi con la Grecia e attraverso il Po anche con il Mar Tirreno, fino a quando la costa proprio si è allontanata e quindi ha decretato alla fine probabilmente di questi... Un po' un crollo dei commerci. Esatto. E qui a Comacchio c'è un museo che testimonia come in epoca romana erano ancora floridi gli scambi sul fiume Po. Questo è il museo della nave romana di epoca augustea di Comacchio. E dentro al museo c'è una sorpresa. Questi sono i miei e questi sono quelli della signora romana che probabilmente era a bordo, vero? Sì, Era a bordo. Era a bordo per forza. Perché li abbiamo trovati sulla barca, sulla nave, e sono questi, è un ritrovamento straordinario. Guarda, cioè sono bellissimi, erano veramente, guarda, cioè una roba, moda. E alla moda delle calzature maschili di quel tempo c'era un utile accessorio. Sono state trovate queste calighe che venivano indossate con un calzare, una specie di calzino di cuoio. Di calzino di cuoio per l'inverno? Per l'inverno, sì, per fare le marce. Cioè queste erano, erano scarpe militari, per cui dovevano fare marce in mezzo al fango. È un bel modellino. E a proposito di modellini, ecco la riproduzione della nave romana insabbiata. Era una barca cucita. Il fasciame, infatti, era tenuto unito da legacci, una tecnica antica e molto efficace, fatta con grande abilità, che poteva sostenere il peso di un'ancora come questa. Vorrei vedere il marinaio che la tirava a bordo. Ed eccoli, questi sono i lingotti, si possono chiamare lingotti? Lingotti. Lingotti, che però non sono d'oro, ma sono... Di piombo. Cosa si faceva con il... A me piace sempre pensare che fossero destinate ad un acquedotto, a delle tubature, perché poi Agrippa era quello che bonificava, costruiva città, costruiva acquedotti. E poi erano così importanti che qualcuno aveva consegnato loro il peso, dovevano pesare così. Sulla nave naufragata c'era anche tutto quello che serviva all'equipaggio. Le anfore per il vino e l'olio, il vasellame per cucinare, una strana statuetta di vecchio e i tempietti votivi. Avevano pregato fino al momento prima gli dei penati e avevano pregato davanti a questi tempietti, e sono delle miniature di tempio dorico con tutte le colonne, e poi dedicati a un amorino che c'è lì fuori, ma soprattutto a un'Afrodite, no? A Venere. A Venere, che è là dietro, accompagnata da un
Priapo? Priapo. Priapo che mostra il membro. Già, dio degli orti e della fertilità. Che è fantastico, questi pregavano davanti a tutto questo ed è meraviglioso, no? Beh, ma i romani erano molto meno pruriginosi di noi, certo, insomma. assolutamente. Forse la signora dei signora? sandali, sempre i sandalini, può darsi che avesse questo bellissimo tempietto, che voglio anch'io a questo punto, lo voglio anch'io. Vabbè, in attesa di poter avere un tempietto tutto mio, saluto Comacchio e mi avvio biciclettando lungo la vecchia strada che portava al mare Adriatico, dove un tempo c'era il delta del Po e oggi, in piena campagna, trovi i resti di una necropoli romana. Zona archeologica di Vogenza. Vogenza è la zona archeologica che sta nel territorio del comune di Voghiera. Allora Paolo, assessore alla cultura del comune di Voghiera, cos'è questo posto? Ma questo è un'area molto antica del delta del Po. Certo. È un'area di vecchio insediamento, vecchissimo E insediamento. qui c'era il delta del Po? Scusa, io il Po non lo vedo più da un bel po'. No. Appunto. No, Cioè, dov'è il delta? Po, Non c'è più? Il delta non c'è più, il Ah. delta è cambiato radicalmente. Quello che è stato trovato qui a Vogenza si può vedere in un museo. Andiamoci. Il museo è all'interno della Delizia di Bel Riguardo. Le Delizie erano residenze estive dove gli Estensi trasferivano la corte di Ferrara per godere delle bellezze della campagna. Lo sfarzo della Delizia di Bel Riguardo si può intuire vedendo il plastico che la ricostruisce all'interno della sala della vigna. Mamma mia, c'erano tutti questi giardini. Allora, noi da dove siamo entrati? Noi praticamente Aspetta una cosa, si arrivava via Canale? si arrivava via Fiume. Ah. Non a caso il duca d'Este decide di venire qui. Poi molto era comodo paludoso. arrivare. E poi era comodo arrivare in barca. Una roba veramente da Sì. Rinascimento. La Delizia Estense poteva ospitare circa 1 migliaio di persone, fra la corte, gli ospiti, la servitù e 800 cavalli e una peschiera dove si potevano anche rappresentare le battaglie navali. Dame e cavalieri, venite con noi alla nostra villa, alla nostra Delizia Bel Riguardo. Sì, veniamo. A tutti sulle barche che ci porteranno. È bellissimo, no? Ma siamo qui per vedere il museo che raccoglie i reperti di epoca etrusca e romana. Ma il museo è collocato non a caso nel salone di rappresentanza degli Este, che si presenta in tutto il suo... In tutto il suo, come si può dire, Valentino? Nel suo splendore. Nel suo splendore. Una corte che si manifesta nel suo splendore, ecco, nel suo splendore. Questo era un grande salone dove si svolgevano feste. La vita di corte. La vita esatto. di corte. Gli Este potevano ospitare qui tutti i grandi artisti che hanno reso popolare e famosa la Ferrara del Rinascimento. E poi c'era la Ariosto, Lucrezia Tasso, Borgia. Lucrezia Poi, in fondo sono dei divi dell'epoca, no? E lo sono ancora oggi. E lo sono ancora oggi. Nella E lo nostra sono letteratura. ancora oggi. Ma prima degli Estensi anche gli Etruschi e poi i Romani avevano intuito quali potevano essere le potenzialità di questi territori. E i Romani hanno lasciato una traccia estremamente consistente in queste zone, sia materiali provenienti dall'abitato nella zona di Vogenza, a cui corrisponde poi la necropoli, e materiali che ci raccontano la storia di una serie di gruppi familiari che erano qui proprio per controllare queste fertili terre. E poi queste stele con le epigrafi che ci consentono di ricostruire il nome e a volte l'età e anche il ruolo dei defunti che erano sepolti in questa necropoli. Tra tutte le epigrafi ce n'è una che mi ha colpito. E la dedica di Valeria al marito Lucio Fabricio. È una tenera dichiarazione d'amore ormai rara. 40 anni di vita insieme senza... Ulla alcuna querella, senza mai avere litigare. nessun problema. Ci racconta la storia è già dell'amore veramente felice. strano, guarda. Davvero strano, sì, quasi incredibile. Incredibile, impossibile. No.